Ciao amici, rieccoci finalmente per questo 42esimo episodio che ci vede in una situazione davvero pericolosissima, cioè schiacciati tra queste potentissime armate nemiche, ma anche noi cercheremo di dire la nostra. Qualcuno mi diceva prova a far fuori le armate piccole, naturalmente proveremo a far fuori quelle minuscole perché quello si può fare, ma quelle piccole, tipo 5.000 uomini, sono un po' rischiose perché se accorresse un esercito in aiuto saremmo rovinati. E in più non vengono uccisi i generali perché, cioè, se io stermino questa armata, vedrete che il generale sopravviverà, come è sopravvissuto ad esempio questo generale di Ulma, ehm, molto buono, che noi avevamo, il cui esercito noi avevamo sterminato in Lucania, ma non ha questo effetto purtroppo. Allora, abbiamo anche da combattere la nostra battaglia sul fronte occidentale, in particolare con questi ribelli inglesi. E in più dobbiamo progredire tecnologicamente. Qui aspettiamo l'arrivo dei rinforzi. E anche per chiedere di nuovo l'accesso serve il diplomatico. Allora, qui invece possiamo già agire probabilmente. Abbiamo una certa velocità, quindi sfruttiamo l'ultimo anno in cui abbiamo numerosi bonus. Vedete che abbiamo quasi una riduzione al 50% del costo. E tra soli due livelli potremo prendere i galeoni, quindi io, vabbè, possiamo già passare di un altro livello e io direi che vale la pena. Però, naturalmente, non avremo altre possibilità. Dovremo aspettare ancora un po' per i galeoni. Va bene, e intanto anche la curia deve essere tenuta sotto controllo. Purtroppo ci siamo persi indietro questo cardinale che non credo riusciremo a recuperare. A meno che qualcuno venga dei nostri venga mandato in curia. Allora, siamo davvero sicuri di quello che stiamo facendo? Questi vanno al delfinato. Vanno al delfinato? Oh mio Dio. Sono tutti pronti? Qui cosa succede? Abbiamo finito l'assedio di Ceuta, eh? Anche questi potremmo richiamarli in caso di necessità. Io direi che qui conviene mandare gli uomini già. E qui chiamare già questi. Intanto siamo anche prede di alcune ribellioni, però per ora niente di gravissimo. Eh, va bene. Ok, qui abbiamo fatto fuori tutti, ma questi arrivano, quindi forse riusciamo a salvarci per un giorno. Non so, non... Qui siamo sulle montagne, eh. No, ma non mi fido per nulla. Poi non so cosa farebbero i francesi. Non voglio che assistano al nostro massacro. Dovete sapere che hanno dei generali troppo superiori per essere Tunisi, cavolo, ci mancava la rivolta Tunisi, invece questa è un'ottima notizia perché riusciremo finalmente a richiamare un po' di uomini. Ah, ma qui, attenzione, qui siamo in pericolo. Allora, questo lo mandiamo qua, a sto punto, e usiamo questa flotta più consistente che nutriremo ancora, anzi ce le mettiamo proprio tutte così non avremo problemi al passaggio. Allora, questi qui cosa fanno? Delfinato il 18. Però noi ci salviamo, davvero abbiamo corso un rischio, come vedete, anche attaccando solo 1000 uomini, perché è vero che siamo in parità e qui siamo in montagna. Ma sarebbe davvero una follia attaccarli perché hanno un generale migliore e inoltre ho notato che hanno pure un livello tecnologico superiore, il che gli dà più morale di uno, ma davvero tanto, capite?
più morale. Esatto. Noi abbiamo 3, loro hanno 4 come base, quindi gli austriaci se non altro. Quindi, ma dato che anche il generale è austriaco qua, il più forte, quindi non mi fido per nulla. Vediamo cosa fanno adesso sti pazzi. Allora, voi, un momento però, dovreste magari... Allora, oh mio Dio, questi ci attaccano a tutti i costi. No, noi non ci stiamo, ragazzi. No, no, no. Noi vi dribbliamo direttamente se riusciamo. Allora, vediamo un attimo qua. 30, arriveremo tardi qua. Dove ci conviene andare? Voi cosa fate? Ecco, se venite ad aiutarci non è male, perché... No, proveremo ad andare sulle montagne. Allora, qui 26, abbiamo detto che ce la facciamo. Questi cosa fanno? Vanno... attenzione. Questi dove vanno? Invece Lingua d'Oca, Provenza il 28. E non riusciamo a eluderli. Sarebbe stato fantastico. Teniamo anche sotto controllo queste... Ecco, se riusciamo... No, maledetti. Gorizia. Vabbè, non ci importa Gorizia. Cosa succede a Gorizia? Allora, qui cosa succede? Questi dove vanno? Auvergne. Vanno tutti in Auvergne. Ah sì, eh? E quindi? Allora, abbiamo solo 2 generali, se non sbaglio. In caso di necessità potremmo reclutarne un altro. Non so... Qui temporeggiano in maniera pazzesca. Allora io gli dico di rimanere qua, vediamo cosa succede. Ok, siamo riusciti a distrarli. Così almeno daremo qualche possibilità ai francesi di salvarsi, ma... Noi naturalmente rischiamo di più. Questi hanno leader? No. Intanto cosa... abbiamo scoperto una nuova provincia. Lo stretto di Magellano. Vabbè, questo ci importa molto relativamente in questo momento. Molto relativamente. Allora, vediamo invece se è arrivato. No, il nostro supporto sta ancora aspettando. Però chiediamo già ai Creek l'accesso, in modo da non dover aspettare ulteriormente. E magari mandiamo già in avanguardia queste armate. Quello che io mi chiedevo è se ci convenga magari reclutare un altro generale, perché questo forse è meglio darlo a questa armata qua, perché non so se i ribelli forse sono qua, però penso ci possano attaccare. E quindi qua dovremmo mandare, ecco, mi stavo dimenticando, le navi a recuperare pure questi. Ok, noi siamo degli abilissimi temporeggiatori, però... Allora, questi quando è che arrivano? In ritardo sempre comunque, va bene. 16. Ok, i francesi hanno fatto fuori questa prima armata. Vediamo se... Allora, come si chiamerà? Scusate, battaglia di Auvergne. Se la troviamo, vediamo che vantaggio ci ha dato. Ci ha dato un vantaggio sta battaglia almeno. Sì, vabbè, ci aveva fatto guadagnare 2 punti. E comunque temporeggiare qua non ci dà nessun danno, mentre arreca più danni ai nemici, quindi
Questi vanno al Delfinato, sono impazziti, va bene. Lasciamo questa strategia idiota che insomma riesce in qualche modo. Oh mio Dio, però sembrano meno scemi di prima. Potremmo trovarci circondati. Allora, questi vanno a Cuneo. Ah sì? Tutti a Cuneo. Tranne voi che non si sa come mai venite in Provenza. Questi vanno nel Delfinato. Rischiamo di favorire i francesi ma di essere circondati completamente. Quindi, com'è Cuneo come provincia? Molto montuosa. Ma purtroppo scendere in battaglia senza... Oddio. Questi sono i nostri vassalli, vero? Non se la passano benissimo. Anche il Württemberg sta cercando di far quel che può. Voi austriaci perché non mi fate fuori i ribelli? E anziché perdere tempo in questo modo. Allora, questi arrivano il 30 a Cuneo e io quando è che arriverei? Il 25? Vediamo. Si fermano? No. Cioè proprio come idea li alletterebbe completamente. Io per curiosità provo a generare uno scemo. No, cioè voglio dire un generale. La nostra tradizione e anche la nostra fortuna, dobbiamo dire, non ci aiutano. Vabbè, meglio di niente. Ma no, beh, non possiamo fare nulla del genere, evidentemente. Allora, proviamo a temporeggiare un attimo, vedere cosa combinano questi. Ah no, ecco bene, hanno cambiato di nuovo idea. L'importante è che i francesi riescano a fare il loro sporco compito mentre... Ok. Mentre questi riflettono sulle molteplicità della sorte. Insomma. Questi quando è che arrivano il 23? Bravi. Stanno facendo proprio man bassa i portoghesi, grandissimi. Anche i francesi sono a livello tecnologico alto. Mentre come vedete Spagna e Portogallo sono molto indietro. Ok, fantastico, fantastico. Quindi abbiamo davvero delle buone possibilità se lasciamo che siano i francesi a struggersi per noi praticamente. Ok. Però qui c'è stata una rivolta che non ci voleva. Vabbè, niente di gravissimo. Qui produco lana. Forse l'avevo già visto. No. E qui lasciamo un attimo stare. Qui io pensavo, proviamo a convertire la cultura, costa solo 5, ci impiegano un anno. Ci sarà un po' più di rischi di volta, però. Magari teniamoci pronti. Allora, qua cosa succede qua? Sbarchiamo noi. Ma potrebbe essere anche una buona idea. Però forse no. Forse sapete cosa ci conviene fare? Mandarli qua in modo che se riusciamo a concludere la guerra il prima possibile gli bruciamo anche le colonie. Allora, lasciamo magari solo una nave come blocco e andiamo in questa zona invece. Allora, qui bene, interessante. Questi arrivano, va bene. Qui probabilmente si combatterà per mare. Però ho dimenticato di nuovo il generale. Ma che cavoli, io sono tornato con la flotta sbagliata. Vabbè, lasciamo perdere. Dobbiamo fare di nuovo retromarcia. Allora, questi abbiamo detto l'11 arrivano, quindi i francesi avranno tutto il tempo, evidentemente. Questi vanno invece in Provenza, attenzione. Quindi vediamo cosa succede. Oh cavolo, ho fatto una cazzata? Mi sa proprio di sì.
Francesi? Francesi carissimi, se non mi aiutate sono rovinato. Aspetta un attimo. Voi tornate qua, non mi importa, potete anche affondare, ma... Allora... Qui mi attaccano tutti in massa. E arrivano l'11. E questi arrivano il 4. Vediamo se questo li distoglie un attimo. Salvezza. Ok. Ok, siamo ancora vivi, attenzione. Qui abbiamo finito anche una colonia. Cosa colonizziamo a sto punto? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Qui 15, abbiamo davvero parecchie carenze ancora, ma... Il Kazan ci chiede, va bene. Allora, va bene, niente di grave. La nostra strategia sta funzionando magicamente, non so bene come. Però stiamo sempre più rischiando che si decidano ad attaccarci. Io sto, naturalmente, la mia speranza è che i francesi riescano a sterminare i nostri nemici comuni mentre noi... Allora, voi statemi qua. Questi non tornano più? Aie. Forse si sono decisi una volta buona, ma credo in ritardo. Ecco, questo ci fa guadagnare altri punti. Adesso però bisogna cercare di capire... Attenzione, i francesi perché hanno lasciato qua questi? Allora... Qui come va? E qui? Ok, voi tornatemi pure indietro, però... Vediamo cosa combinano. Perché non è ben chiaro adesso tutta la manovra che stanno compiendo. Allora, potremmo cercare di difenderli qua. È un po' difficile anche questa, però ci proviamo. Allora, tac, vediamo. Questa però ci causerebbe una perdita di manodopera. Stiamo comunque un po' in guardia e vediamo cosa stanno combinando. Questi dove vanno in particolar modo? Vanno ad attaccare proprio i francesi, che però non si faranno, credo, infinocchiare così facilmente. Allora, vediamo un po'. Questa è la nostra armata principale, cosa ne facciamo? Qui è arrivato il 23. Noi arriviamo al 27. Ok, e quindi facciamo in modo che le due armate non si sovrappongono. Ok, siamo riusciti comunque a impedire perché questi, capendo la situazione, sarebbero accorsi in aiuto. Allora, vediamo un po' cosa succede. Questi cosa stanno facendo? Questi vanno in delfinato, questi continuano ad attaccare, ma... Attaccate, se andate all'attacco adesso i francesi vi sistemano per bene. Diplomatico, attenzione, vabbè abbiamo il diplomatico e questa è una cosa con cui magari miglioriamo le relazioni con la Scozia, perché no? Dato che non saprei dove mandarlo, allora invece il nostro colono l'abbiamo lasciato perdere, ma in effetti noi abbiamo solo 2 colonie, quindi mandiamolo qua. No, è una pessima idea, però vabbè. Era da mandare qua magari. Già, ma naturalmente non ci ho pensato. E adesso non potremo neanche cambiare idea, giusto?
perché non si possono richiamare. È una cosa davvero strana questa che... Scusa, ti avevo spedito ieri, non posso richiamare. Cioè, oggi stesso, ormai è partito. Va bene. Qui questi vanno a Lione, attenzione. Vanno tutti a Lione. Forse ci conviene anche a noi andare a Lione. Buona idea andare a Lione. Ah no, adesso vanno nel delfinato. Insomma, non è chiara tutta questa situazione. Anzi, questi dove vanno? Delfinato sempre. Se andiamo tutti al delfinato, se c'è la battaglia al delfinato, chi arriva primo però? Arriviamo prima noi. Speriamo davvero. No, che cavoli fa? No, 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 no. Allora, aspettate un attimo, ho capito bene qual è il piano malefico di questi francesi? No, devo assolutamente fargli cambiare idea, perché vogliono attaccare i savoiardi nelle montagne, perderemmo di certo, perché arrivano subito dopo quest'altri. Quindi, com'è che glielo impediamo? Vediamo. Ecco, vediamo se almeno riusciamo a distogliere gli altri. Come cacchio li distogliamo? No, scherzo. Ecco, fate bene a non andare. No, andate. Cosa sono andati? Vabbè, noi distogliamo gli altri. Allora, quando è che arriveremo il 23? Allora, mandiamo magari qualcuno dei nostri da Ermanforte. Poca gente, però qualcuno potremmo... No, è una cattiva idea. Non lo so. Lasciamo fare tutto ai francesi, dai. Meglio. Allora, quindi qui arriviamo al 23. Basta che non faccia niente entro il 23. Qui i francesi stanno stravincendo. Grandi. Ok. In pratica il nostro generale, non avendo grande qualità, probabilmente sarebbe giusto chiamarlo il temporeggiatore come qualcuno dei suoi antenati. Qui di nuovo la rivolta in Uruguay. Bravi portoghesi, affondatevi o affondate gli altri, fate quello che volete, l'importante è che non ci siate né voi né i pirati. E qui siamo riusciti a combinare qualcosa? Sembra di sì. Qui invece l'assedio non procede. E cavoli, forse una... Perché non ci ho pensato prima? Vabbè. Allora, qui non dimentichiamoci perché sennò potremmo far cazzare. Aie. Qui cosa succede? Questi vanno in Provenza. No, grazie. Amici carissimi, no, no, non andate in Provenza. Non è un bel posto, ecco, cioè vanno nel delfinato, vabbè, allora andate pure in Provenza. Che strana strategia, non si può giocare in questo modo. Giochiamo sull'indecisione nostra e dei nemici, allora vanno tutti al delfinato e allora noi andiamo qua. Giustamente. Questi vanno comunque al delfinato, maledetti. Allora, però qui sembra davvero che stiamo per perdere, ma io non credo abbastanza rapidamente. Allora io vi attacco, vediamo se vi passa la voglia. Ecco, bravo. No! 40 ducati. C'è un disagio, una patologia magari. Però possiamo cercare di alleviare il loro dolore. Questo ci costerà naturalmente, però siamo anche positivi abbastanza. E avremo più possibilità coloniche, quindi è certamente l'opzione che fa per noi. Questi dove stanno andando? Sempre al delfinato. Voi state pure fermi. Vediamo. Ecco, bravi. Non scherzavo, andate. Ecco, bene, bene, abbiamo... No, però non attaccatevi alla mia unità.
Intanto a Tunisi è scoppiata la ribellione. Allora, questi dove vanno? Savoiardi, andate in Savoia? Sarà così? Siete così prevedibili? Allora, benedetto allora io direi di però fare uno scambio. Qui ci serve il migliore, credo, a meno che arrivano. No, questi vanno ancora ad Avignone, sono rimasti un po' indietro. Sti francesi vanno in Savoia pure loro, bravi, avete capito le intenzioni malefiche. Intanto la Norvegia ha ceduto, cavoli, quanto, 3 province. Non esiste più la Norvegia, attenzione. Bene, sono contentissimo perché mi è sempre stata antipatica. Mentre la Svezia è mia amica, quindi non poteva andare meglio così, insomma. Però, appunto, mi converrebbe annullare di nuovo l'accesso militare. E qua, magari, approfittare della presenza di artiglieria per combinare qualcosa di buono. Voi che cosa ci fate qua? Non me lo ricordo, però potreste tornare anche qua. Va bene. Allora, vediamo com'è la situazione ribelli. Ma tutto sommato è ancora accettabile. Voi andate a Wallis. Va bene. Delfinate il 27. Arrivate in ritardo, ottimo. Potrei anche farvi fuori, ma forse è meglio di no. Cosa fanno questi? Qui mi conviene andare o no? Potremmo anche tentare la vittoria definitiva. Ma sì, proviamoci. Dai, facciamo. Ecco. Vediamo se ci aiutano una volta. È la volta buona questa, ragazzi. I francesi ci aiutano. Però questi non vanno perché i francesi ci aiutano, vero? Non sono così idioti. Credo. O lo sono? No. No, infatti. Quindi abbiamo solo perso qualche migliaio di uomini. Touch. Qui Delfinato. No, ci hanno attaccato. Sono talmente idioti che ci hanno mandato 4.000 uomini a morire sul colpo praticamente. Ma siamo davvero sfigati, ci muoiono tutti i cardinali. Bembo è morto. Vabbè, è morto Bembo. E ci prendiamo della spatola, come si chiama? No, abbiamo... Cosa sto dicendo? Vabbè. Farnetico perché... Allora, arriva il 26. Vediamo. Io arrivo il 24. Va bene, farò la stessa mossetta fra un giorno. La Boemia, vabbè, non ci interessa niente la Boemia. Però, cavoli, ce l'hanno fatta a fregarci qua. Perché, qua hanno un grande generale. Cioè, un medio generale che per noi è il non plus ultra dei generali. Allora... Vabbè, lasciamo pure che arrivino. Ok, ragazzi, andiamo a gonfie vele. Gli austriaci non si sono trattenuti dal tentare la mossa suicida e adesso sulle Alpi vedremo chi comanda. A meno che abbiano Annibale come generale, non hanno... No. Gli è morto il generale. Ecco, questa credo che sia stata... Oh, ma voi siete
Ma scusa, siete terrificanti. 15.000 contro 600 uomini, neanche... Qui abbiamo Leonida praticamente che ci sta tenendo testa. Qui invece sono morti. Li stiamo massacrando. Perfetto, perfetto. Allora, qui finalmente ci è arrivato il tizio amichevole. Allora, questo gli diciamo di sbarcare. Questo gli diciamo di andare qua. Qui non si sa perché ammazzano i nativi, sti geniastri, boh. Ok. Ok, qui... Ok, in Piemonte li abbiamo battuti, qui però... Ok, li abbiamo battuti, ma... Che ne so, andiamo anche noi qua? Ma sì, andate proprio per fare... No, facciamo così, non è necessario... Ah! Un momento, a Cuneo però anche qui in montagna, no? Non voglio ripetere la scena appena vista. Questi arrivano... Ah, andiamo anche noi in Lombardia. No, non si può. E vabbè, allora andiamo qui. E chi si è visto? Si è visto. No, patrioti a Ipona, pure Ipona. Ma questi tunisini non ci vogliono lasciare tregua. Qui mi ero dimenticato completamente di questi, però forse a sto punto non sarà neanche necessario richiamarli. Stiamo vincendo già il 10% però, eh. Potremmo anche tentare di stipulare la pace, però ci manca questa provincia. Ci abbiamo impiegato un po' troppo. Ecco, abbiamo vinto facendo grande... Beh, neanche troppo grande, però comunque una bella strage ai nemici. E una bella strage, un po' un ossimoro improponibile. Allora, questi facciamoli pure andare a Nizza. E adesso vediamo, lasciamo che siano i francesi ad avere qualche iniziativa, no? Stanno lì a studiare la situazione loro. Ma l'ideale forse sarebbe cercare di attaccare questa armata senza leader prima che si unisca qualcun altro, però loro invece sembrano molto più propensi a stare a guardare, cosa poco consigliata, dato che la situazione sembra... Beh, ma forse potremmo anche far pace. No, non abbiamo il diplomatico, prima di tutto. Allora, ah, qui c'è la flotta spagnola famosa. Mm, ah, non so neanche... Ma sì, affondiamogli la flotta spagnola così impara. Allora, richiamiamo il diplomatico dalla Francia. Allora, però a questo punto... Cosa vai nel delfinato tu? Allora, ci converrebbe combinare qualcosa. Ma cosa? Soprattutto da dove passiamo? Proviamo a fare una circumnavigazione delle Alpi mai vista, moriremo tutti, perciò forse è meglio dividere in due parti l'esercito. No, scherzavo. Non si capisce bene che intenzioni abbiano, ma non sembrano per nulla positive. Cioè, vogliono fare gli attacchi suicidi. Non ci crede nessuno. Boh. Secondo me vogliono solo cercare di confonderci. Ma vediamo se riusciamo già a stipulare la pace. Eh, Potremmo... Sì, probabilmente ci manca solo la conquista di questa miserabile provincia. Allora, vabbè, vabbè, dovremmo aspettare solo un attimo, insomma. Se le cose procedono così, però non mi piace questo loro circondarci che non...
non è molto... Allora, un momento però, dove mandiamo? Abbiamo dei vassalli, giusto? Però non sembrano aver bisogno di un miglioramento di relazioni, mandiamolo allo Stato e alla Chiesa, non lo so. Abbiamo degli sconti al momento sulle tecnologie? No, su questa no, ok. Ah bene, è finito il sentimento ai ribelli. Vabbè, questo non ci importa molto, anche se siamo sbilanciati e tutto, ma... Ma le loro finte di attacco non sono ben comprensibili, almeno... No, noi dovremmo in effetti andare... No, non so, forse neanche abbandonare i francesi alle loro pazzie è una buona idea. Però, beh, facciamo così. Proviamo a fare qualche mossa. Ok, qui abbiamo fatto sta colonizzazione, però... qui stanno finendo. Non so bene. No, la distruggo perché non mi piace sta lana. Lì sono province che potrebbero produrre cacao, cose utili. Utili, si dice economicamente. Parlando economicamente. Questa bene produce uva. Questo mi piace invece come produzione e di sicuro ce ne impadroniremo perché questi accettano di appacificarsi, ma qui abbiamo perso dei punti. Chissà come mai, maledetti. Riuscite a perdere solo voi. No, abbiamo perso anche noi in effetti all'inizio. Allora, voi andatemi di qua, ragazzi, perché non si può sempre... Voi che cosa state facendo? E naturalmente, non dirmi che potevamo investire. Cavolo, investendo 40 sarebbe stato nostro. E siamo usciti completamente alla curia. Ma ti pareva? Ma siamo davvero sfigati. Cioè, vabbè, non è la nostra epoca, insomma. Prendiamoci almeno sto cardinale qua, ma... Tutto questo non ha alcun senso. Uno ci muore, l'altro viene buttato fuori alla curia. Tra poco perderemo il validissimo modificatore che avevamo, che ci avvantaggiava per la tecnologia, però vabbè. Abbiamo sfruttato già ampiamente il nostro modificatore. Questi arrivano... Ma non si fermano davanti a niente? Allora, vediamo un po' cosa succede qua. Boh, io lo attaccherei anche senza leader a sto punto perché... Tanto al massimo perdiamo qualche... Anzi, facciamo così, sarebbe più intelligente. Mandiamoci un po' di cavalleria. Provvisti leader all'inseguimento per sbarazzarci di loro, ma... Perché? No, ho sbagliato. Evidentemente. Ecco, qui abbiamo perso la riforma. Ci vorrebbe un'altra vittoria, ma
qui non ci stiamo apprestando a vincere, sembrerebbe. Perché io pensavo di essere più avvantaggiato in Lombardia. Invece, come vedete, avendo una tecnologia inferiore, mio Dio, e non avendo idee di tipo militare, siamo terrificanti. Che cavoli. Ok, Tunisi non ci importa, a dire il vero, ma... Scusate, qui non ci faremo battere da 8000 uomini, diventeremo davvero ridicoli. Siamo pure sbilanciati. Pareva. No, non è vero che siamo sbilanciati, ragazzi. Solo una delle due armate è sbilanciata, l'altra no. Ecco, arrivano pure gli inglesi proprio per distruggerci definitivamente. No! I francesi non ci pensano giustamente ad aiutarci perché siamo davvero ridicoli. Oh, ma inglesi, ho capito che... Ah, ok, va bene. Bravi. Sarà meglio per voi. Vabbè, vinciamo, dai. È stata la nostra mossa più idiota, però non abbiamo considerato che arrivavano i soccorsi, insomma. Ma non potete attaccarmi cavoli, questi qui non ci volevano. Allora, abbiamo sti diplomatici. Miglioriamo fino a 100 qua. Ci sono i marocchini, magari potremmo andare da loro. Ma non credo sia proprio necessario. Qui stanno vincendo l'assedio i contadini, vabbè. Qui siamo riusciti? No, ci manca ancora un attimo per cambiare cultura alla provincia. Quegli inglesi lì io non li sopporto, ma si ribellano sempre. Allora, non so cosa farmi di sto diplomatico. Ho 60.000 uomini contro il fatto che siamo finiti in montagna. Questo, come vedete, essere in montagna è per quello che abbiamo fatto fuori tutti gli austriaci con il loro generale, perché la montagna dà grande vantaggio ai difensori anche se sono pochi. Però adesso non credo che riusciranno a batterci, perché 1000 contro 50.000, cioè dovremmo proprio... Mio Dio, ma come vedete non valiamo molto nel combattimento, dobbiamo trovare una soluzione perché per fortuna li sterminiamo completamente, questa è la nostra fortuna qui, in questo caso, perché altrimenti non... Qui non vinciamo più. Attenzione, il Commonwealth bene, bravo, hai annullato i trattati. Ma hai dato anche un sacco di soldi alla Spagna? Ok, però siamo un po' indietro, non accetterebbero di far pace. Ci credo, vedendo la battaglia. Sono 200, ma vi scongiuro. Ah. Vabbè, abbiamo vinto, adesso magari la farebbero. No, non la farebbero comunque. Allora io direi, facciamo così. Voi mandate qua. Voi mandate qua. E... boh, per ora con questo qui. Quest'altro qua. Ah, ci siamo proprio perduti completamente la flotta spagnola. Ci siamo dimenticati proprio della flotta, insomma. Ma ecco, dovremmo far fuori sti qua noi. Andiamo qua, dai. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Però
In effetti questi dovevano stare insieme a quest'altri. Ma qui non vinciamo più. Vabbè. Comunque io sospetto che questo mese vinceremo, ma a quanto pare non basta. Accidentaccio anche loro. Questi cosa fanno? Non mi fido tanto. Ecco, forse riusciamo a fare una bella battaglia. No, ma ascoltate però, eh. Allora, qui chi arriva prima? Voi il 10, noi 19. Ma perché li incrociamo pure e non attacchiamo? Non si sa perché. Sarebbe anche finito il tempo per questo episodio, ma voglio portare alla fine sta guerra. Dai che la finiamo, maledizione. Qui quanti uomini abbiamo? 12.000. Comunque abbiamo recuperato persino. Ragazzi, andate a Trento perché non è una buona idea andare a Trento. Qui non avete leader, però non mi piacciono le vostre mosse. No, no, no. E questi cosa fanno? Vanno in Piemonte. Allora, voi andatemi qua a distruggere sti... questi vanno in... Oh mio Dio. Vanno in lingua d'oca. Può essere una mossa fatale o una mossa intelligente? È un po' difficile dirlo. Se lo facessimo noi sarebbe fatale perché anche se attacchiamo 1000 uomini è fatale. Se lo fanno loro è fatale comunque. Interessante. Allora, qui tra l'altro ci hanno bloccato completamente. Vediamo di procedere via terra. Ecco, voi non fate scemenze, vi prego. Magari... No, non ci siamo, non ci siamo. Allora, vediamo un po'. E Sekibo, non mi interessa Sekibo. Va bene. E sembra che non riusciremo a finire... Ah, abbiamo cambiato la cultura della terra del fuoco, va bene. Vediamo, qui sono arrivati sti austriaci. Non si capisce bene dove vadano, cosa facciano. Questi vanno a Auvergne. Finito, mio Dio. Qui forse conviene rinnovare il trattamento perché non voglio rivolte e non costa molto, ma piuttosto qua non si capisce quali sono le nostre possibilità di successo. Questi arrivano l'8, noi arriveremo in ritardo. Boh. No, lasciamo che siano loro ad attaccarci o anche a non attaccarci. Però non riusciamo ad avere il punteggio necessario. Dovremmo vincere un'altra battaglia, però non si trova la situazione giusta, insomma, per vincere. Io almeno... Qui vanno tutti a... No, dobbiamo difenderci, ragazzi, non attaccare. Ecco, esatto, difenderci, non attaccare. Noi
Brescia, Austria. Dov'è? Chi è? Ah, bravi ungheresi, vedi che non siete così stupidi. Ah, questi è vero che si sono pacificati, ma... Questi dove vanno? Non si sa. Boh. Qui si è arresa pure Auvergne. Ecco, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Ecco, voi andate al Delfinato, bravissimi. È proprio quello che voglio. No, perché vi siete fermati? Vabbè, attaccate noi se volete. No, forse meglio no. Lyonnais. Vabbè, vanno a Lyonnais ad attaccare noi. Sì, ci aiutano anche i francesi, quindi potrebbe essere una buona idea. L'Uruguay ha perso, vabbè. Vabbè, la flotta è meno importante, evidentemente, in questo momento. 27. 27, mio Dio, questa è la battaglia decisiva. Arrivano tutti il 27. È un numero fortunato o no? Non lo so. Speriamo che lo sia. L'inizio è fortunato. L'inizio è fortunato, va bene. Siamo anche in superiorità numerica. Mio Dio, che inizio! Che inizio! Abbiamo distrutto 6.000 uomini in un colpo, però. Non. Va bene, non si è capito bene se la prosecuzione sarà altrettanto fortunata. Miglioriamo con i mamelucchi, che non so più che cavoli fare con questi diplomatici. Alla fine 3 sono abbastanza, a quanto pare. Andatemi tutti qua. Ok, stiamo stravincendo. Stiamo stravincendo, grandi! Questa sarà di sicuro la vittoria decisiva della guerra. Ecco, devono aver capito ormai che a comandare qua è la nostra coalizione franco-italiana. Nonostante l'inferiorità militare che abbiamo in questo momento. Vediamo, il nostro esercito è indietro di 11.000 uomini. Beh, considerando la sprezza di questa guerra, tutto sommato ci può anche stare. Allora, adesso io direi... ma questo assedio invece non finisce mai. Mai. Va bene. Allora, però io qui mi sto dimenticando. E qui ormai potrebbe essere tardi, è tra poco, quindi bisogna aver tempismo. No, meglio andare tutte e due qua. Sì, dai, oggi è episodio un po' più lungo del solito perché questa vittoria va celebrata, anche se abbiamo fatto magari un po' di figure da fifoni. L'importante è che abbiamo salvato buona parte del nostro esercito dalla distruzione, condannando invece i nemici alla fine più odiosa. Va bene. E andiamo a finirli pure, se è possibile. Questi inglesi che sbarcano, ma... Abbiamo il diplomatico, adesso sono sicuro che accetterebbero perché voglio vederti. Ma sono ancora riluttanti, sono incredibili. Incredibili. Ci vuole proprio la sconfitta totale per distruggerli. Vediamo. Ok, abbiamo fatto fuori anche qualcun altro, però questi scappano ancora più lontano. Allora, dobbiamo magari togliere questi e solo con i mercenari procedere. No, non lo so. Ho un'idea del cavolo, però.
Allora, qui è da un anno che stiamo al 70%. Decidetevi un po' perché. Non è che possiamo aspettare tutta la vita. Qui teniamoci pronti a invadere i territori del nemico nefasto. E io qui ci caricherei